Oltre 20 commissioni, nuovi dipartimenti, l'Ordine degli Ingegneri riparte con una nuova spinta. Assolutamente sì, dopo la pausa estiva gli ingegneri subito al lavoro, 23 commissioni, alcune sono quelle tradizionali, la commissione pareri, la commissione infrastrutture, un'altra che si chiamava commissione CTU adesso si chiama ingegneria forense, ma tantissime sono le nuove commissioni, è a passo coi tempi. Per esempio la commissione transizione ecologica, è inutile dirvi quanto sia importante in questo momento in cui si parla di transizione fatta nel rispetto dell'ambiente, le commissione rete di professioni tecniche che mette insieme tutti gli ordini professionali, la commissione degli enti pubblici che vuole interfacciarsi con gli enti pubblici per aiutarli a superare alcuni momenti di difficoltà dovuti anche al fatto che negli enti pubblici si soffre la carenza di personale a causa della mancata ricambio generazionale. Tantissime nuove commissioni, molto importanti soprattutto perché dimostrano la volontà che i colleghi dopo la pandemia hanno di mettersi in gioco nell'interesse dei colleghi ma anche nell'interesse della collettività. Per esempio come dimenticare la Commissione Lavori Pubblici, Grandi Infrastrutture e PNRR che ci sta impegnando tantissimo in questi giorni perché si è lavorato sulle possibili proposte da fare alle istituzioni per sviluppare alcuni temi di interesse collettivo. Quindi gli ingegneri in questa settimana hanno riempito l'ordine, si entrava alle 16 e si usciva alle 21, un'attività fervente che dimostra la voglia di mettersi in gioco da parte di liberi professionisti, di giovani, meno giovani colleghi. Oltre 200 ingegneri impegnati, ma c'è una novità assoluta che sono i past president. Esatto, abbiamo pensato di mutuare uno schema che è di grande successo nei club service, non ci siamo inventati niente di nuovo, semmai abbiamo colto l'importanza del non perdere l'esperienza di chi ci ha preceduto, del valorizzarla anche nell'attualità, ciò che è stato fatto in precedenza. Tanto più che qui all'Ordine degli Ingegneri siamo riusciti a portare un grande risultato di comprare questo immobile grazie ai soldi accantonati da oltre 30 anni dai presidenti degli ordini che ci hanno preceduto. E quindi abbiamo ritenuto che molto simbolicamente sarà importante tagliare a loro il nastro quando ci sarà l'inaugurazione completa della nuova sede. Così come pensiamo che a dare il benvenuto ai nuovi iscritti e a festeggiare chi ha superato 60-70 anni di iscrizione all'ordine debba essere un presidente che lo ha conosciuto nell'ambito della propria attività e quindi l'importanza dell'esperienza dei past president. Una novità in ambito nazionale assolutamente ordinistico non c'è da nessuna altra parte. Con la rete delle professioni tecniche siete al lavoro per organizzare l'evento di giorno 30 ottobre. Di cosa si tratta? Si tratta di un evento che vuole fare da stimolo per le istituzioni, per la Deputazione e per chi in fondo è preposto, diciamo, in primis a portare avanti le istanze del territorio, sia della Sicilia sia soprattutto in questo senso della nostra provincia. Agrigento, come abbiamo più detto, è stata dimenticata completamente nel PNRR, non si parla né di aeroporti né di collegamenti intermodali tra ferrovie e autostrade né di potenziamento stradale, non si parla di porti adatti alla crocieristica o ai mercantili, quindi Agrigento è stata dimenticata, ma non è solo una cosa che vogliamo far notare, è una cosa attuale, è da decenni che viene dimenticata Agrigento da questo punto di vista, e invece Agrigento ha bisogno di uscire dall'isolamento, sia per lo sviluppo indispensabile turistico che economico. E noi dal punto di vista tecnico, se mi consentite una parola tecnica, allora la voglio dire: valutazione di impatto ambientale, studio di impatto ambientale. Noi ingegneri ci hanno spiegato che per capire se un'opera deve farsi, la prima ipotesi che si fa è quella zero. Se non la facciamo, che succede? E poi si prendono in considerazione i benefici che ne vengono dal farla. Allora posso dire con certezza, senza tema di smentito, che l'ipotesi zero è l'unica che non vogliamo. C'è l'ipotesi in cui non si fanno le opere ad Agrigento e in provincia. Quella è l'unica sbagliata. Noi le vogliamo fare in maniera compatibilmente con l'ambiente, con la salvaguardia, senza inquinare, e vogliamo assolutamente farle perché Agrigento, essendo porta del Mediterraneo, d'Europa, senza le adeguate infrastrutture non può assolutamente andare da nessuna parte e perde un'opportunità storica che non ricapiterà più, perché il PNRR non è un piano che ci sarà ogni anno, ma è una tantum.
E vorrei aggiungere che Agrigento non si capisce perché debba come dire, essere inferiore rispetto ad altri territori, anche siciliani. Io vedo che c'è grande fermento in paesi come le Alte Madonie che chiedono la zona franca. E c'è un'emergenza di spopolamento del territorio. E l'emergenza di Agrigento del territorio che, pur avendo bellezze meravigliose dal punto di vista paesaggistico, culturale, monumentale, viene abbandonata da tanti anni per non avere le giuste infrastrutture di collegamento con il mondo. Non è possibile, dobbiamo fare qualcosa.